Benvenuti su Fare Impresa On Air. Oggi parliamo di SANI in Veneto e in particolare della tutela over, con l'innalzamento dell'età massima per poter accedere alle agevolazioni del fondo. Ci spiega tutto nel dettaglio Monica Gallo di Confartigianato Vicenza. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di un aumento dell'aspettativa di vita, registrato da studi statistici, che si traduce in un innalzamento generale dell'età della popolazione. Vivere più a lungo significa spesso però anche la necessità di maggiori prestazioni sanitarie. Ed è questo uno dei motivi per cui il Fondo SANI Veneto ha ritenuto opportuno innalzare l'età massima delle proprie tutele, prevedendo la possibilità per i propri iscritti che sono andati o che andranno in pensione o che hanno compiuto o compiranno i 67 anni di età, di poter continuare a ricevere i rimborsi erogati dal fondo fino a 75 anni di età, sottoscrivendo però una nuova tutela volontaria a pagamento che viene definita over. Questa tutela riguarda quindi da una parte i dipendenti che erano iscritti al fondo e che sono dovuti uscire per quiescenza e dall'altra gli imprenditori già iscritti usciti per superamento del limite di età previsto, ovvero i 67 anni compiuti. Entrambe queste figure, che vengono definite dal fondo caponucleo, devono aver avuto una copertura pregressa, ovvero una quota di iscrizione nei 13 mesi precedenti l'acquisto della nuova tutela over. Quindi ciò significa che la tutela over si rivolge ad ex iscritti al fondo. Fino al 30 settembre il fondo ha previsto anche la possibilità di sottoscrivere la tutela over con retroattività, con decorrenza però non prima di febbraio 2024. L'acquisto della tutela over deve essere effettuato esclusivamente online, il pagamento deve essere effettuato in maniera elettronica e quindi non è previsto il bonifico. L'ex iscritto però può effettuare l'iscrizione direttamente tramite lo sportello provinciale di Confartigianato Imprese Vicenza senza alcun costo aggiuntivo e ha quindi la possibilità in questo modo di essere supportato per tutto l'iter di prescrizione. La tutela over prevede un rinnovo automatico poi alla scadenza annuale e il vincolo di 3 anni di iscrizione. La disdetta, che può essere effettuata a partire già dal terzo anno o comunque prima del termine del terzo anno, prevede però poi che non si possa procedere ad una nuova adesione al fondo nei successivi 36 mesi dalla cessazione della tutela disdettata. Quindi questo significa nello specifico per la tutela over che qualora io dia successiva disdetta non potrò più accedere in futuro alla tutela, in quanto dovendo attendere 36 mesi verrà meno il requisito richiesto, ovvero la presenza di una quota di iscrizione nei 13 mesi precedenti l'acquisto della tutela. Per quanto riguarda la quota di adesione alla tutela over, sono previsti 3 diversi pacchetti da parte del fondo che si differenziano al loro interno per quanto riguarda i rimborsi previsti nell'ambito dell'odontoiatria. Avremo quindi il pacchetto Basic che per quanto riguarda l'odontoiatria prevede dei rimborsi solo nell'ambito della prevenzione, il pacchetto Dental che in aggiunta prevede anche dei rimborsi per le cure odontoiatriche ed infine il pacchetto Dental Plus che in aggiunta alla prevenzione e alle cure odontoiatriche prevede una serie di rimborsi anche nell'ambito dell'implantologia e delle protesi, quindi rimborsi per perni, corone e capsule. La quota di adesione dei 3 pacchetti diviene quindi 190 euro per il pacchetto Basic, 280 euro per il pacchetto Dental e 385 euro per il pacchetto Dental Plus, il tutto su base annuale. A queste quote di adesione chi può aderire al fondo? Allora, possono aderire al fondo il caponucleo, quindi gli ex dipendenti iscritti attualmente in quiescenza o gli ex imprenditori iscritti che attualmente hanno raggiunto i 67 anni di età, e teniamo conto che qualora il caponucleo si iscriva e siano presenti dei coniugi a carico che non abbiano compiuto i 75 anni di età o dei figli
fino ai 2 anni di età, gli stessi possono essere ricompresi nella quota di adesione del caponucleo senza alcun costo aggiuntivo. Quindi vuol dire che queste 2 figure verranno automaticamente iscritte gratuitamente e avranno semplicemente la condivisione dei massimali di rimborso previsti dal fondo con il caponucleo. Sono previste le stesse quote di adesione anche qualora il caponucleo iscriva a pagamento dei familiari di età superiore ai 67 anni di età, purché non abbiano compiuto ovviamente i 75 anni. Quando noi parliamo di familiari, il fondo intende, familiari a pagamento nello specifico, in questo caso, il fondo intende esclusivamente conviventi e coniugi non a carico, che non devono aver compiuto ovviamente i 75 anni di età, i figli a carico dai 2 ai 30 anni di età o eventuali figli invalidi senza limiti di età. Requisito comune a queste figure, definite appunto familiari dal fondo, è che devono avere la stessa residenza anagrafica, quindi essere conviventi ed essere nello stesso stato di famiglia dell'iscritto principale, ovvero del caponucleo. Per quanto riguarda invece i familiari che hanno un'età inferiore ai 67 anni, gli stessi possono essere iscritti dal caponucleo, e però in questo caso la loro quota di iscrizione è parificata a quella di una normale iscrizione alle tutele volontarie a pagamento già esistenti, ovvero Sani in famiglia o Sani in azienda, e quindi tali figure pagheranno 90 euro per il pacchetto Basic, 130 per il pacchetto Dental, 190 per il pacchetto Dental Plus, il tutto sempre su base annuale. Un'ulteriore precisazione importante è che al di là delle tipologie di pacchetti sottoscrivibili, anche le prestazioni rimborsabili sono le stesse previste per le tutele a pagamento già in essere, ovvero Sani in famiglia e Sani in azienda, e sono consultabili direttamente all'interno del sito del fondo, nello specifico all'interno della tutela over. Grazie quindi a Monica Gallo per averci spiegato la tutela over di Sani in Veneto. Per maggiori informazioni contattate la sede Confartigianato più vicina a voi. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata.